Bologna Città del Trotto. Siamo all'ingresso delle scuderie dell'ippodromo di Bologna. In questo approfondimento vedremo l'iter dei cavalli da quando entrano all'ippodromo a quando escono. Primo momento arrivano i van con i cavalli, quindi spieghiamo cosa succede in questa prima fase. Allora, nella prima fase viene il trasportatore col cavallo, che può essere in questo caso anche il guidatore, mi consegna i passaporti che attestano la paternità del cavallo con vaccini e genealogia, dopodiché io gli assegno la scuderia nel numero del box, dove lui andrà a sistemare i cavalli prima della corsa. Adesso, insieme al funzionario commissario Fabrizio Bongiovanni, andremo a presentare nel dettaglio l'importante ruolo dei funzionari commissari durante una giornata di corse. Buongiorno. I commissari sono, il braccio diretto della giuria nelle scuderie, quindi noi dobbiamo guardare che i cavalli siano tutti arrivati, che i guidatori siano tutti arrivati e guardare tutte le variazioni del caso, di ferrature, di cambi di guida e tutto prima dell'inizio delle corse, per comunicarlo a tutti, sia in segreteria che in giuria che ovunque. Vi siete diretti interlocutori? Assolutamente, noi siamo i diretti interlocutori della giuria nelle scuderie. Ti chiedo adesso la differenza tra il vostro ruolo, che siete nominati dal MIPAF, e invece quello dei commissari che dopo andremo a vedere nell'ufficio. Dunque, noi siamo appunto nominati dal MIPAF, pertanto giriamo tutti gli ippodromi d'Italia, o perlomeno quasi, dove ci nominano, mentre i commissari della società, quelli che trovate dentro dopo, sono quelli della società Cesenate, quindi lavorano a Bologna o a Cesena per quella società, quindi loro lavorano sempre solo qui. Noi invece giriamo dappertutto dove il MIPAF appunto ci nomina. Con Mauro Tolomelli andremo a vedere nel dettaglio la consegna dei numeri e quello che avviene all'interno dell'ufficio commissari. I commissari presenti sull'ippodromo di Bologna sono 3, uno ha le funzioni di capo commissario e gli altri sono addetti al controllo delle ferrature e dei numeri e delle divise all'ingresso della pista. Poi seguono il commissario MIPAF all'interno del pulmino per rilevare le irregolarità durante il percorso. Ovviamente al rientro dalla corsa c'è un controllo per quello che riguarda la disciplina che non può essere tralasciato. Presentiamo un altro momento importante del precorsa, stiamo parlando della consegna dei numeri. Come avviene nel dettaglio? Avviene alla presenza dell'allenatore. L'allenatore si presenta all'ufficio commissari e firma di fianco al nome del cavallo che gli è consegnato come in allenamento, firma, riceve una contromarca e con questa va dall'addetto a farsi consegnare il numero relativo alla corsa. Qualora l'allenatore non fosse presente, deve presentarsi un delegato che ha una delega in mano appositamente compilata e controfirmata dall'allenatore. Altro momento davvero importante è la preparazione dei cavalli prima delle corse, quindi con Marco Stefani andiamo a presentare le sgambature che vengono effettuate qualche ora prima della corsa. Le sgambature è un po' come il riscaldamento per i giocatori. Noi le facciamo circa un'ora e mezza prima, secondo un po' anche delle stagioni. Quando c'è freddo cerchiamo sempre di tenerli un po' più caldi possibile, quindi di farli un po' più vicino alla corsa. Quando c'è caldo il contrario, logicamente. Termina qui la prima parte del servizio pre-corsa.